La scelta di andare in Forza Italia è una scelta naturale. Natura chiama, il Veneto risponde e così il nuovo centrodestra appena nato perde già i pezzi. Sembrava infatti che avesse spaccato a metà il Fu Popolo delle Libertà, ma già ieri una bella fetta di consiglieri e assessori veneti che apertamente o velatamente avevano espresso simpatia alla creatura di Alfano hanno fatto un improvviso dietrofront. Si corre tutti sotto l'ala di Berlusconi, dal quale, tramite Nicolò Ghedini, arriva il benestare all'operazione. Prima Chisso in corsa solitaria, poi altri 5. Dicono che in realtà fino ad oggi non avevano preso una vera decisione e infine a prevalere è l'indole naturale. Forza Italia è il partito contenitore dei moderati, del centrodestra e delle varie culture che si erano integrate all'interno del Popolo di Libertà. Noi siamo stati eletti in quel mondo, siamo stati eletti con quella determinata area politica e anche area ideologica. È difficile sostenere un governo che ormai sta andando tutto verso sinistra. Eh sì, il ribaltone deriva direttamente dallo scenario nazionale, quello in cui Berlusconi è l'interlocutore primo di Matteo Renzi, mentre le larghe intese tra Letta e Alfano vanno sbiadendo. Ora che succede? Il gruppo di Forza Italia in Regione Veneto esiste già, capeggiato da Padrin, e lui, i neocentristi di rientro, non li vuole. Immaginare in Regione Veneto di avere 3 gruppi, uno nuovo centrodestra e 2 di Forza Italia, anche in questo caso, al di là dei costi di fare 2 gruppi, chiediamo a quelli di Forza Italia perché fanno 2 gruppi. Forse non vanno d'accordo, forse non si amano, è un problema loro. È lo scenario visto da Marino Zorzato, vicepresidente della regione, alfaniano convinto, che rischia però di rimanere quasi solo. È arrabbiato, un po', determinato, molto. Si aspetta altre fuoriuscite? No, io nel tempo mi aspetto qualche entrata. Lei che cosa farà? Io mantengo una coerenza e poi il tempo sarà un buon giudice.